La notizia del rimpasto nella giunta di Miccichè è arrivata ieri in redazione alle 13:43. Ufficialmente il sindaco ha comunicato di aver effettuato un mini avvicendamento nominando 2 nuovi assessori al posto di Costantino Giulla, già dimissionario Aurelio Trupia. Subentrano Sandro Montalbano, direttore amministrativo di un istituto scolastico, e Riccardo Accurso Tagano, praticante avvocato. A Montalbano sono state affidate le deleghe della cultura, beni culturali e rapporti con il parco archeologico. Ad Accurso Tagano le deleghe a sviluppo economico, promozione del territorio, commercio, industria, artigianato, agricoltura e mercati. Fin qui nulla di strano, era già nell'aria da tempo che Miccichè avrebbe tagliato qualche testa, ma è stato il modo con cui lo ha fatto con Costantino Ciulla, che in una sua nota ha affermato: ieri mattina mi è stato notificato dal nesso comunale con determinazione del sindaco l'atto di revoca del mio incarico di assessore al comune di Agrigento, un provvedimento assunto senza alcuna interlocuzione preventiva né con me né con i riferimenti locali, provinciali e regionali di Fratelli d'Italia, una decisione che tuttavia non mi sorprende, afferma Ciulla. In queste ore tanti amici mi stanno contattando per esprimermi affetto e stima. Questo è per me il sostegno più importante. Nel rispetto del partito e del gruppo politico che rappresento, se non concordate, non rilascerò al momento dichiarazioni personali a caldo. Voglio però subito dire una cosa: non ho alcuna intenzione di abbandonare il mio impegno politico, continuerò a lavorare dentro e fuori dalle istituzioni nel rispetto di chi mi ha sostenuto e nel servizio della nostra comunità, che ogni giorno ho cercato di rappresentare nonostante le avversità. Sul rimpasto interviene anche il partito di Fratelli d'Italia, affermando come: abbiamo 5 consiglieri su 24 nel Consiglio Comunale, attraverso il presidente provinciale del partito, Adriano Barba, e il coordinatore cittadino Paolo Antinoro, parlano di comportamento assolutamente inaccettabile per la decisione del sindaco Miccichè di revocare l'assessore alla cultura Costantino Ciulla. Abbiamo appreso con sorpresa e amarezza della decisione del sindaco di Agrigento senza alcun tipo di confronto preventivo né con il presidente provinciale né con il coordinatore cittadino né con il capogruppo consigliare, dicono Barba e Antinoro. Si tratta di un atto improvviso, immotivato, gravemente irrispettoso nei confronti di Fratelli d'Italia, di fatto la componente più importante della maggioranza che fino ad oggi con coerenza e lealtà ha sostenuto le scelte del primo cittadino. Alla luce di quanto accaduto si apre di fatto una crisi politica. Fratelli d'Italia avvierà una riflessione seria e approfondita e si riserva di assumere nelle prossime ore le decisioni necessarie, compreso se del caso eventuali rivisitazioni della partecipazione in giunta. L'obiettivo del nostro partito resta quello di un centrodestra unito. Riteniamo pertanto fondamentale aprire un tavolo di confronto con i partiti della maggioranza e ci auguriamo che i fatti odierni non rappresentino per qualcuno un pretesto per una nuova frattura, come già avvenuto nel passato. Fratelli d'Italia, concludono Barba e Antinoro, merita il rispetto, gli agrigentini meritano il rispetto. Anche il capogruppo al comune di Agrigento, Simone Gramaglia, dice la sua, affermando: esprimo la mia sorpresa nell'apprendere dalla stampa e non da un confronto diretto che è stata revocata la nomina di un assessore appartenente al nostro partito. Ritengo grave, continua Gramaglia, che una decisione di tale portata sia stata assunta senza alcun preventivo coinvolgimento né comunicazione da parte del sindaco. Per questo motivo, insieme agli organi competenti del partito, valuteremo attentamente se sussistono ancora le condizioni per rimanere all'interno della maggioranza e appoggiare l'attuale amministrazione comunale. Diversamente, conclude Gramaglia, saranno prese le decisioni più opportune nell'interesse della comunità e nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.